Forse vivere in camper significa anche dover, digli, di notte, dover aggiustare il letto basculante perché che ti si scatacca e ti si cade giù. Perché digli CP, secondo te è normale, no? In te una casa, no, che te devi avvitarti il letto? No, secondo me no. Invece, vabbè, dai. Cioè, quanto noioso sarebbe stato tipo andare a letto e leggere Totem Metabu di Freud e addormentarsi così senza un piccolo inconveniente, cioè il fatto che te si smonta il letto che te caschi basso. Adesso ingano in versione marocchina come che sarebbe. Ciao bello, vuoi comprare scendino? Compra scendino! Io spago bottiglie a testa se tu non compra scendino. Sì, non è tanto diplomatico, però sta anche bene. Oggi, ragazzo, non è un giorno qualsiasi. Perché ogni giorno non è un giorno qualsiasi, è un po' come una frase d'amore, no? Che dedichi alla vita, no? Un po' come per dire, quando dice alla ragazza sei la più bella del mondo, no? O per me sei la più bella del mondo alla Joe Cocker. You are so beautiful to me. You are so beautiful. Oltre a questa dedica poetica che facciamo alla vita o alle giornate, che in fondo quello è la vita, no? Le giornate, il tempo, no? Che ti è stato concesso, possiamo dire che non è una giornata come tutte le altre. Ma che oh! Perché mi si deve contraddire qua ogni volta? Perché oggi ci sarà in qualche modo l'inizio del raduno. Guardate piuttosto il tutorial su come fare tisana. C'appi un pentolino, gli butti dentro l'acqua, ti attacchi il fuoco e te metti dentro il filtro, basta, finito. Un filtro qualsiasi, un filtro dell'aria, un filtro della BMC, un filtro KN, no? Un filtro, spacca bottiglia, un filtro, guarda che bello, mio porta tisane, gli ho tolto la parte frufru che era tipo un cuoricino in pizzo bianco col vetro trasparente. Ehi, leggiamo, e Sosa in piedi, no, perché c'è Alessia che mi sveglia la mattina perché porta lei a scuola con Giacomo e la porta a fare un giro. E tu mi dirai perché dormi qua? Per motivi di sicurezza, perché a me piace, dopo ogni tanto magari viene anche Alessia a dormire qua, comunque vabbè, preferisco dormire sempre a casa mia. Che tisane abbiamo? Allora Sigano ha il finocchio che serve per sgonfiare, no, un po' i gas intestinali, cioè non è che sgonfia i gas, sgonfia la panza, ok? Poi zenzero, sambuco e peperoncino che non è proprio, perché non ti metti a fuoco? Che non è proprio ideale per il mattino risveglio. Poi abbiamo camomilla, menta e malva che è ideale per il relax dello stomaco dopo tutte le medesine che singano continua a ciosse. Ho preso ancora il Pseudomonas aeruginosa, non c'entra nulla con la monas, infatti c'è un Pseudomonas e non si riesce a capire dove cacchio continuo a prenderlo. Lo prendo, guarisco e continuo a prenderlo, cioè vivo di antibiotici. Il cane ha fatto i tamponi, non ce l'ha, Alessia li ha fatti più volte, è sanissima e io non riesco a capire dove cazzo prendo sta roba. Comunque questa mattina ci pinciamo ortica e quissetto, ginepro e ribes nero che è purificante. Probabilmente dopo te assenti in tireni. Mi voglio sempre immaginare quando ti chiedono cosa hai fatto ieri. Niente, sono stato a guardare YouTube. E cosa hai visto? Ma niente, uno in pigiama sarà dentro un camper tutto sottoesposto con le luci sbagliate tendente sul blu che andiamo avanti a preparare tisane e serare verza cassè. Interessante, buono cazzo, molto buono. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con occhi pieni di malinconia. Buongiorno a te che mi fai il caffè. Premettendo che non è morto nessuno si è fatto male, premettendo questo, è successa una disgrazia camperistica. Praticamente purtroppo a Marco ha preso un sottopasso, ha fatto fuori il furgonato nuovo. Questa è veramente una grande disgrazia, anche perché, ripeto, il furgonato nuovo ci teneva tanto e vabbè, non dilunghiamoci tanto. Grande amico, comunque verrà starà con noi, verrà a trovarci e verrà in auto con l'auto camperizzata. Ovviamente farà freddo, tutto il supporto che vuoi, ma che vada, vieni a dormire da me, vai tranquillo, qua il letto c'è e basta, vieni a dormire qua tranquillamente. Vuoi far dormire un amico in strada? Qui c'è Miche, mi manda le foto, lo controllo bagagli, gli controlla gli zaini della scuola.
autista, guarda che spettacolo di cane che devo avere, veramente la adoro, guarda, mi ricorda sempre, dico sempre che non è mai cambiata, lei è sempre stata così, sempre stato uno spettacolo, ha sempre avuto il suo carattere, le sue cose. Il primo giorno che l'ho presa, lei si è seduta in parte alla Smart così impeccabile, con quell'aria fiera e contemporaneamente attenta alla ricerca di qualcuno da uccidere. Aveva 2 mesi e mezzo e niente, è venuta, ha fatto tutto il viaggio così, poi si è un po' addormentata, sì, quello sì, dai. Parlavo anche con mio papà ieri sera, siamo andati a cena, giustamente, sai, quando ti muore un animale è una tragedia, però mi ricollego ai vecchi video che avevo fatto, anche quelli dedicati alla Holly, che era la cagnolina di Ezio. Io ho sempre provato a anticipare questo tragico evento, a viverlo in anticipo in modo tale da prepararmi, e soprattutto anche ho visto poi conseguentemente cambiando la vita, la realtà del presente. Perché se io mi immagino, tipo la Rice, no? La cagnetta che avevo era una cagnetta che era stata presa da un campo rom, no? E sto povero Pitbull aveva 8 anni e la vedevi che era più in là che in qua, e avevo detto vieni a morire da me praticamente, avevo detto quella volta, e allora ho adottato sta cagnolina, e dopo là sì, l'ho sempre trattata come se avesse dovuto morire, non dico domani, ma fra una settimana, e quindi insomma dandole sempre di più, portandola spesso in giro, la portavo magari anche di più volte in montagna, perché magari dicevo è l'ultimo viaggio in montagna che si fa, hai capito? E quindi poi è durata 16 anni, no? Quindi altri 8 anni, quindi 16 anni in totale. Record per un record no, perché il record italiano è 18 anni per un pitbull, però vabbè, insomma, quasi record, 16 anni per un pitbull. E alla fine però vedi, così facendo lei è stata molto più coccolata e è stata molto più portata in giro, ok? Proprio perché io avevo sempre in testa sta qua mi deve morire. Stessa cosa ho fatto bene o male con il CP, ok? E ho cercato sempre sì di fare così per carità, ma sempre anche con l'ottica di non dover rimpiangere certe mie azioni nel futuro. Ad esempio, a volte era inutile sgridarla, quindi non l'ho sgridata, cioè non puoi sgridare il cane per certi comportamenti che ha, che sono istintivi, no? È un po' come se uno ti sta tirando un pugno o ti sta cadendo addosso un caffè bollente e tu ti sposti. Il fatto di spostarti è un istinto. I cani hanno istinti per altre cose, quindi non vanno castrati questi istinti, questi comportamenti, e soprattutto non vanno sgridati, altrimenti poi nel futuro te ne penterai tantissimo, no? Dirai, quella volta poreta che l'ho sgridata, gli ho detto roba, hai capito? O piuttosto anche del fatto anche che non l'ho più portata in camper d'estate, perché effettivamente poi dirò, poretta quel cane che doveva patire d'estate, me la tenevo in camper, eccetera eccetera, quindi hai capito, è una sorta di proiezione immaginaria, ok? Fatta con la fantasia, con l'immaginazione, dove tu ti riporti nel futuro, in un futuro dove purtroppo, come tutti, anche il tuo cane non c'è più, ed è solo quando non c'è più che inizi poi a pensare, a rimurginare, a pentirti delle cose. Ah, se avessi fatto, ah, maledetta quella volta che ho fatto, eccetera, eccetera. Ma questo vale anche con le persone, lo dico sempre, insomma, ecco. Magari anche certe persone che ti stanno magari un po' sul cazzo, no? E in realtà dici, ma e se dovessero morire domani, cioè, ti dispiace alla fine, quindi forse non è neanche vero che ti stavano sul cazzo, no? Perché dici, pareti erano dei poveri cristi come te, volevano la vita, la felicità come te, hai capito? Sì, no, tutti certi è de bestia, è de Satana, andaria a brusare vivi, per carità di Dio. E quindi il giro largo per dire che comunque con il CP, a parte vabbè che è sempre stato il mio cane preferito, infatti una volta si chiamava cane preferito, no, era il suo soprannome, questa l'avevo già raccontata, ma adesso anche col discorso che mi sono affezionato tanto al CP, e quindi ovvio quando morirà insomma sarà dura, e quindi è nata questa necessità di fare questi ragionamenti quasi quotidiani, e si sta poi realmente invecchiando. Certo, non è che quando muore non me ne frega un cazzo, urlerò 4 bestemmie al cielo come è successo anche con Rise, per carità, però di certo
non cadrà dal pelo, come non me l'aspettavo cosa? È la vita, in più anche anziana, cosa non te l'aspettavi? È normale, cazzo, cioè, piuttosto hai vissuto bene il tempo che vi è stato dato a disposizione e il cane aveva realmente 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, spero 40 anni, perché anche lì, no? Sembra quasi una matematica filosofica accampata in aria, ma in realtà è vero, è una cosa che io ho spesso provato a spiegare ai miei amici, non so se l'ho mai detta qua su YouTube, l'età di un cane, no? Il cane è durato 10 anni, ma se tu col cane interagisci o ci esci o comunque interagisci una volta alla settimana, è la stessa età di un cane con il quale tu interagisci tutti i giorni 8 ore al giorno? No, capirai che quello con il quale hai interagito e comunque anche lui ha fatto qualcosa anziché dormire o stare da solo tutto il giorno, ha avuto una vita infinitamente più lunga, per verità. Poi ho scoperto che non è neanche mia sta roba, perché la spiegava anche Seneca, mi pare, sul trattato De Brevitae Vita. Adesso il latino non lo conosco, comunque sostanzialmente era la brevità della vita, dove spiegava che effettivamente la vita non è il tempo, ma come tu utilizzi il tempo, perché è inutile avere un anno di tempo dove tu magari, non so, vai 2 volte in montagna e un anno di tempo, esempio è inventatissimo che non c'entra nulla, e un anno di tempo in cui vai 50 volte in montagna, 20 al mare, 2 giorni diventi il ministro della Cina, eccetera, eccetera, hai capito? Quindi dipende anche cosa ci si mette dentro questo tempo. Il tempo non è niente, il tempo, per quanto sembri una cosa preziosa, in realtà il tempo è un contenitore, ok? Il tempo è proprio un contenitore dove tu puoi, all'interno di questo determinato contenitore, cioè questo contenitore dalle determinate misure, puoi metterci tante esperienze come niente, ma lo stesso contenitore con poche esperienze è come fosse un piccolo contenitore, quindi è come avessi avuto poco tempo, no? Come quando si dice il tempo vola, cazzo, sono già passati 10 anni, no, c'era una bella vignetta, cos'era? Su YouTube di un cartone matto, qualcosa di sto tipo, che stava cadendo da un grattacielo e vedeva la sua vita al contrario, no? Anzi no, non al contrario, da quando era piccolo fino a quando è attualmente, no? Perdona se ogni tanto ti balbetto, mi rimangio le parole, ma è il bello della diretta. Le puntine del mondo è sempre stato tutto in diretta. I discorsi nascono così, dal niente, un po' come i fiorellini di campo, e vanno avanti così come devono andare. E insomma, c'era questo omino in questo cartone che stava annaffiando un fiore, a un certo punto scivola, cade da questo mega grattacielo, all'inizio tutto terrorizzato, no? Ma veramente traumatizzato ovviamente dalla caduta, e inizia a vedersi da bambino molto velocemente, no? Era un timelapse velocissimo, che cambia vestiti 1000 volte, giocattoli, palloni da basket, trenini, tante cose, poi diventa grande, fidanzatine, motorini, cioè tanta cosa, tanta ricchezza esperienziale. E poi, vabbè, si studia, si laurea, eccetera, eccetera, arriva tipo all'età dei 30, eccetera, che dopo essersi laureato e tutto quanto, inizia a lavorare in ufficio e vedi che l'immagine si ferma, vedi sempre lui nella scrivania, con le carte che aumentano, le rughe che aumentano, l'incazzatura che aumenta, eccetera, eccetera, e vedi che il video, il timelapse, continua ad andare avanti così, finché questo che stava accadendo a un certo punto chiude gli occhi e dice, vai. You understand? Please hold me. I love you like Fontana e Belmondo. Vai sigari!